Siamo su un festival de sa poesia de su premio Lusso con Gianni Magia, che è uno dei organizzatori di questo bello attopio. E di raccontare cosa si conta un pacchetto come funziona in questa situazione. Questa situazione noi funziona da che praticamente potresti dire usa prendi su Parco del Monte Claro de poesia in metas linguas e musica e cinema. C'è una mostra bellissima intro de pinturas, de quadros e usatenni nareusu uno scanto dei poetas prusmannus de Sardigna in noi io presentai uno scanto librus questo meri sa prima di cominciata proprio con questa presentazione dei colori dei Limbas, che è questa rivista che dopo fatto nascere una quindicina di anni fa, da rappresentare una delle voci di Prusmanna, questa poesia sarda, in sardo e sarda, Anna Cristina Serra. Un lavoro bello umeda, avete pago che forse si intende sicuro che ancora coppia e noi, si manca su inquadrai. È un numero bello umeda a intro e in fora, sapete come ti bisi sa su vestire grafico esti proprio de Cristian Romagnino, sa pittura esti de Cristina Papanicas a intro tenesu intervento su de poetas mannus de gente manna a meda come a Paolo Rumiz, poi tenesu a Davide Rondoni portato in sardo de Gianni Magia, tenesu a Sara Menefi portata in italiano de Mariella Sezzu, tenesu un saggio de Gianni Marilotti, tenesu Valentina Neri, tenesu Santino Spinelli su poeta romani in Rom, poi tenesu a Casimir Yameogo, insomma coloris de limas, ci funti 7 linguas in noi a intro e dunque esti su spiritu de sa rivista e esti su spiritu de su festival puru, de su festival de sa scuola popolare de poesia de Smirrionis, che funti sa rivista e sa scuola popolare funti gli schianti fatto nasci su festival e dunque sanuda su preciato su meta de si arrennesce su a ponere in pesi questa prima edizione con si spera a manna che ci siano a trasmetas, ma di sono sicuro, perché sono gente tostata che non si arrendi a suo primo in burchino e dunque insomma sapere pari di puro che insomma sa gente sia da proillendi e questo è un bello segnale sicuramente. E poi ita si può aggiungere, amigos mios, hasta la poesia sempre. Poi è in Portumano che questo festival è nasciuto da questa collaborazione di una scanto associazioni e duscieus che noi sti facili in meta che le associazioni si pongono a traballare in pari che solitamente ci punti invidiosità no? E arrivò pure Alessandro Maccis proprio arrivò Alessa e dunque sono preso su meta un po' in pesi di questa collaborazione pure poi sul festival noi che duri di fetti questa stress disi no? Sul festival ha durato tutto l'anno chi ha da seguire in sa scuola popolare di poesia ha da seguire in Sasarp in noi a Villa Clara poi sa tenta nostra esti proprio cosa de far arrivare sa poesia sa cultura a onde solitamente noi sti facili in meta che arrivi nel circolo di periferia a onde c'è sti c'è sti sarrisco prusmanno dei stallu de emarginazioni no? Poi sa poesia come tutti i linguaggi artistici su esti de importumeda pondi bessira fora sa dei sannuggius de sa vita no? E dunque dai su precia su me pure poi sa cosa è nasce a Smirrionis in su quartiere Smirrionis e questo conosco sa su precio prusmanno no? Che
di un quartiere che accaba sempre, accabata un tempo, sì, oggi è cambiata questa cosa, però un tempo accabata sempre nei giornali, sì, poi fatto su, insomma, da cronaca niedda, no? E mo, insomma, fatto, ci sono accabenti in osu, e tutti cambiando di ruolo che titoli, no? E questo si fa piacere in meta a meta. Buona festa e buona poesia a tutti. Grazie a Meta, grazie a Meta. Allora, Stefano Pirodi, nella doppia veste di editore e autore, presentaci infine le tue creature. Allora, intanto grazie mille per lo spazio che ci state dedicando. Sì, io nasco prima come autore e dopo come editore, perché penso che per fare l'editore, cioè per poter vendere davvero dei buoni libri, bisogna avere un progetto culturale innanzitutto. Meglio ancora se questo progetto culturale è sorretto da un'originale visione del mondo e della vita. Se hai queste due cose, allora puoi anche pensare, dopo aver scritto dei libri, di metterti in proprio e fare l'editore. Questo per esempio è il mio romanzo, è alla seconda edizione, è stata una bellissima esperienza sia culturale che umana, perché sono stato chiamato a presentarlo anche a Berlino, a Bruxelles, a Madrid, è andato molto bene. E questo ci tenevo tantissimo a pubblicarlo io, perché è la rivista letteraria di cultura poetica che già Gianni Magia e altre persone avevano lanciato qualche anno fa. Ero rimasto molto colpito dall'idea di una rivista di poesie che affrontasse anche appunto la poesia sotto il profilo della cultura poetica, anche perché in un mondo di riviste, soprattutto online, mi piaceva molto l'idea di poter pubblicare una rivista poetica cartacea. Con questo risultato, secondo me, una piccola opera d'arte. Ci siamo serviti, tra virgolette, di una persona straordinaria come il grafico Cristian Romagnino, che ha lavorato anche per la Disney e ha fatto questo bel lavoro. E infine, visto che mi chiedete di presentare le prime pubblicazioni della Città degli Dei, la casa editrice, non l'avevo ancora detto, pensate un po' che editore, questa monografia sul pensiero, sulla poetica, scusate, dello scrittore e del regista Silvano Agosti, che voi sicuramente, in quanto persone di cultura, di un certo tipo di cultura, avrete già conosciuto, però è un nome non molto noto alle masse, diciamo, perché primo non è mai sceso a compromessi con il sistema, in particolare con il sistema dell'industria culturale, in secondo luogo per l'originalità del suo pensiero. È una persona che veramente nei 50-60 anni di carriera che ha sviluppato lungo il corso della seconda metà del Novecento, primi del 2000, ha veramente portato avanti delle tematiche sicuramente controcorrente sul lavoro, sull'essere umano, sul rapporto tra essere umano, natura, comunità, società e lavoro. Sono onorato veramente come Città degli Dei di aver pubblicato la seconda edizione di questa opera. La prima edizione risaliva a 15 anni fa. Ho conosciuto di persona Silvano Agosti quando a fine luglio siamo andati a intervistarlo per concludere questa monografia, o meglio, non per concluderla, per aggiornarla, perché dopo 15 anni aveva ovviamente creato altre opere, sia a livello di scrittura che a livello di regia cinematografica. Ed è veramente uno di quei personaggi che secondo me incarnano alla perfezione quel progetto culturale, quella visione del mondo e della vita che vi dicevo essere alla base di questa casa editrice. E credo che davvero il tutto possa essere riassunto con questa frase: Silvano Agosti è il ritorno alla naturale creatività dell'essere. Se volete si può concludere questa intervista veramente spiegando in due parole questa frase, nel senso che veramente, ed è anche il mio pensiero, è una società talmente nichilista e alienante da tenere a freno quelle qualità che ci rendono esseri umani al di là di tutto, la creatività e l'immaginazione. Un sistema che riesce a reprimere, a sopprimere queste qualità dell'essere umano ha a che fare più con sudditi automi che con esseri umani, quindi donne e uomini liberi, e ha tutto l'interesse a reprimere la creatività. Al contrario, secondo me, la base per poter essere donne e uomini liberi è sicuramente lo sviluppo delle nostre capacità creative e quindi dell'immaginazione. Partendo da quello, secondo me, si possono fare tantissime cose in meglio per il mondo, la società, la cultura, il lavoro e soprattutto nel rapporto tra esseri umani.
Benissimo, siamo d'accordissimo. Tante grazie e tanti auguri. Grazie mille a voi, buona serata e buon lavoro a voi. Parliamo di questa neonata casa editrice La Città degli Dei, con la quale io e Gianni stiamo collaborando e che è diretta da Stefano Pirodi, che è un giovane editore e scrittore. Ed esordiamo in questo festival con tre titoli, due libri e la rivista Coloris de Limbas. I libri sono, scusatemi se mi giro, Gianni, scusa, passami un attimino. Allora, i libri che questa neonata casa editrice sta pubblicando sono questa monografia sul regista Silvano Agosti, che ho curato io, e che raccoglie una lunga intervista fatta in due tempi a Roma nel 2001, quando abbiamo pubblicato la prima edizione, e poi nel 2015, nell'agosto del 2015, per reintegrare, insomma, e per ripubblicare questo volume che si intitola D'amor si vive, Silvano Agosti e il ritorno alla naturale creatività dell'essere. Quindi questo è il primo libro. Poi Gianni, se mi passi il romanzo di Stefano. Eccolo qui, Stefano Pirodi, che è anche l'editore della Città degli Dei, questo bel romanzo che si intitola, ve lo faccio riprendere, che si intitola Gli angoli remoti del presente. Anche questa è una seconda edizione come il libro su Silvano Agosti, e che presenteremo un po' dappertutto, lavorando su un principio fondamentale, e cioè prendiamo i libri, li mettiamo sotto braccio e li portiamo dappertutto, senza passare per librerie, edicole e distributori che molto spesso, insomma, non valorizzano i libri come dovrebbero essere valorizzati. Anna Cristina, contaci un po' sul numero 1 dei Coloris de Limbas. E tanai, è proprio cohorau, come tanai che tiene di scohori, è proprio di uno circufrongias, poeta, si questiona di poesia, di arti, e poeta che è finza sessa un uiso che si consolida, non c'è di Gianni Magia, ma mai moi, finza di Enrico Pirodi, e quindi creo che gli ha dato proprio ad Uligi, ad ubicare ad Uligi. Poeta che è una cosa fatta con coscienza, fatta con amore e con poesia, meda. Allora Elisabeth, raccontaci cosa farai oggi nel Festival della Poesia. Oggi nel Festival della Poesia mi occuperò della cucina, quindi la cucina della Repubblica Dominicana e Haiti. E invece però tu fai parte anche di un'associazione. Cosa fai con questa associazione? Sì, faccio parte dell'associazione La Rosa Roja, che è un'associazione che nacque 3 anni fa per fare cooperazione internazionale, mentre sul territorio si occupa di gioventù e di immigrazione. Di gioventù ci avvaliamo del programma Erasmus+, che è un programma europeo che si occupa della mobilità dei giovani, dei docenti e l'educazione degli adulti comunque. Adesso però ci devi fare un saluto per tutti i latinoamericani che sono in Sardegna in spagnolo. Bueno, a todos los latinos que están en Cerdeña, de pura cepa. Siamo con ospiti di onore de Sadi, che è su grande poeta sardo Vicente Visano, e insomma se vuoi in difficoltà di preguntare te che deve fare ospiti di onore. Fatta ospiti di onore. Fatto ospite di onore, in difficoltà di mi cegato quasi sempre, ma non riuscito a vai, però se me noi come tesinale materiale tutte le disposizioni e su chi ci adesso vai se la fai. Sei sicuro che calisi sia su chi cosa fai, adesso è bella cosa. La sente mo su Brullai. Quanto è importante a fare di questi attori, di poetas, di artisti sardos, e non scetti sardos, finché sono aperti a tutto il mondo. È importante perché tutto che questa poesia è questa cosa che viene prima pensata, poi viene posta in versos, che è considerata dai versos, oppure gettata in altro modo, ma che sempre viene espressata essendo a souso. E in Sarsa si manca non su confronto chi serve ed è cosa buona e giusta come intesinale, ma si manca da si incontro e suo collegamento quattro mescalesi c'è sempre motivos di ricchezza, motivos di crescina e motivos puro di piacere, e sa non funziona, sa poesia non funziona.
De vago Andrea Andrillo ha musicato le canzoni tue, e poi che progetto si sta ballando? Dunque, quest'anno per me è stato un anno pieno di impegni, progetti che si vanno avverati, ma non fianta progetti, di vanno bessi 10 generali. Appo appena ritirato questa tipografia sul libro Con gli occhi dell'anima, appo fatto altri due libri o canno, se ho traballando altre iniziative con altri amici, e non riuscivo ad andare a acabare. Se io commento sinara, commento un botto, prima decoriandolo, si girano di tanti colori, e finza saccando c'antesse questo scoriandolo, questo colori, che fonti si incontro, fonti poesia, fonti scambio, a pastai bene, mancai che anche una volta mi posso intendere stanco, però contento di questo che faccio. Grazie e buona poesia a tu e a tutti. Grazie a vosaltros e buona sorte. Ospite della serata anche l'amico autore senegalese Boucar Wad. Cosa presenterai oggi? Oggi leggeremo alcuni miei brani in francese prima da me e poi la traduzione in italiano da Enrica Meloni. Praticamente sono poesie che parleranno della fratellanza tra i popoli, contro il razzismo, eccetera, che siamo tutti uguali alla fine. Il mondo è un unico asilo, come dico nella poesia prima. A che progetti stai lavorando in questo periodo? In questo periodo sto finendo un libro che praticamente sono racconti brevi, poesie e anche immagini delle periferie nostre in Senegal e le periferie vostre qui, cioè San Michele, Quartu, Piri, per vedere un po' la somiglianza della gente. In ogni posto la gente vive nello stesso modo alla fine. Ce lo fai un saluto in Wolof per gli amanti della poesia sardi e senegalesi? Ok, salam alaikum sama gars yi namu naa leen ba beneen yoon. Grazie, jërëjëf. jërëjëf.